Secondo libri di Samuel. Muart Saul, David al tornare da Ur, dopo di aver pestato a Maleciz, e si fermò doi dis a Ziklag. La terza dì arrivò al campamento onde chi di Saul, aveva i vestiti degli sbregati, e il chiaf plen di pulvin. Arrivando d'ogni di David, pleansio si butta a partire. I domandò a David, «Don trivinci tu?» E rispondeo, «Sono schiampato dal campamento di Israele». David gli domandò, «Cosa è succeduto? Contimi tutto». E che l'altri? E il popolo alle fuite biel che combattevi. E un disordine di loro sono restati partiere muarsi. A son muarsi anche Saul e Sofè Jonate. David gli domandò al giovane che stava contando che sti sgnovis. E tu, come sai tu che Saul e Jonate sono muarsi? E il giovane che gli era venuto a contare la novità ti rispondè. Per combinazione mi sono intivato sulla monda di Gelboe e ho veduto Saul che si era poggiato sulla lancia, biel che chiars e cavaliers lo stringevano di ogni bande. Voltansi, mi lumà e mi clamà. Io gli rispondei, «Ve chi cosoi?» E lui mi domandò, «Cui sei tu?» E io, «Una malecetta». Allora mi disse, «Ven chi e fasimi fur, che mi baline dota a tor, se ben quai anche modo chi miei sentimenti». I suoi laddogni lo hai copato, cosa avevi che non poteva portarsi più fur una volta colato? Poi hai chiolte la corona che aveva sul chiaf e il braccialetto che aveva tal braccio e gli hai portato sculì al mio paron. Allora David al chiappai si vestisse e io sbregà e duci chi che ieri con lui a fasere in compagni, a fasere in corot, a vairin, a giunarin, fintre mai soresere per via di Saul, di Sofè Jonate, dal popolo del Signore de chiese di Israele, che ieri in colas sotto le spade. David ti domandò al giovane che aveva portato la gnove, «Don trivinstu?» E che l'altri rispondè, «O soi fe di un forest che viv chenti, di una malecet». Disse al David, «C'è mon mai che non tu has vude teme di slungia la man per fa fur quel che il Signor lo aveva ungiuto?» David al clamà un dai famei e disse, «Ven chi e copilo?» Quel imolà un colp che lo lascia sec. Disse al David, «El to sang calcoli sul to chiaf. Perché che tu ti sei condannato con la tua bocchie, quanche tu has detto, o so io che il che l'ha fatto fur longiù dal Signore». David al deso che scorot per Saul e per Sofè Jonate. Al dise, alle pai fisi giude, per imparare per l'arc, alle scritte, dal libro dal Just. La tua braure, Israel, e reste sui ti ciux, passate fur per fur. C'è mod mai mo non sono colats i pui fuars. Non stai a contarlo in gat, non stai a velo in niment per strasis di Ascalon, che non giubilin li sfis dai filisteus, che non si inglorin li sfis dei incense circuncisione. Mons di Gelboe, ni rosade ni ploe sore di voaltris. Campagni straditoris, già che le sta disonorate scud ai più valorosi. E scud di Saul non li era un giud culueli, ma col sang dai feris, col gras dai guerriers. L'arc di Jonate non aveva mai cessato, ni la spada di Saul non le doprava di band. Saul e Jonate, chiarse biei, te vite te muart non son stas di separas, a ieri in più svelz che non li saquidis. Avevin più vigorie che noi leons, fis di Israel, vaid sore di Saul, che us vestive di scarlat e di fil, caltacave robe d'aur te vostre monture. Cemut hanno fatto mo a colai granchi tal mies de battaglie. Jonate, la tua muerte è stata la me copete,
o hai un estrente per colpe tu. Ionate, frarigno di cur, tu mi eri stiar senza fin, e il tuo affiet per me al valeve plui che non l'amor des feminis. Ce mutano fatta colai plui valoros, sono finiti gli sarmis de uere.